Dopo l'opera e l'operetta, al Teatro Pirandello di Agrigento arriva il musical, in un'atmosfera tipica del fumetto d'autore, quello in bianco e nero, con musiche che riecheggiano canzoni contemporanee, riarrangiate per lo spettacolo e con danze che nascono dal fascino dei protagonisti. Per la regia di Giancarlo Sepe, sul palco del Pirandello è arrivato il musical Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Sogni e visioni. Liberamente ispirata al racconto di Robert Louis Stevenson, la storia è ambientata nella lontana Londra del 1888. Uno spettacolo basato sul doppio, sulla trasformazione, sull'accostamento di due segni diversi, due colori. Come in una scena divisa in due parti, si seguono i personaggi ossessionati da un io camaleontico. Il dottor Jekyll, che stanco dell'accademismo e convinto dell'eterogeneità dello spirito umano, cerca di dar corpo e fattezza all'altro lato del proprio animo, tenuto in soggezione dalle convenzioni e dagli scrupoli dettati dal peccato, e Hyde, che persegue una vita diversa dalla sua, diversa dalla retorica e dal perbenismo. Un dualismo, insomma, che ripropone la lotta tra il vecchio e il giovane, tra il passato e il futuro, tra musica e danza. Un dualismo che fa emergere il mondo sotterraneo che attiene a tutto il genere umano, alla ricerca del coraggio di vivere così come si è scoperto di essere e pagarne le conseguenze. Ad interpretare il musical artisti del calibro di Alessandro Benvenuti e delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, icone della Rai negli anni del varietà televisivo. Splendide, composte, ironiche, come più di sempre le gemelle Kessler, scelte come smagliante iconografia del doppio femminile nell'immaginario collettivo, cantano e ballano con musiche originali di Davide e Mastro Giovanni, mentre la colonna sonora è a cura di Armonia Team. Insomma, un vero e proprio spettacolo di successo, quello che andrà in scena fino a domani, domenica 26 febbraio, capace di coinvolgere ed entusiasmare un numeroso e variegato pubblico. Questa gabbia! Mach weiter, aber sofort. Wie? Ja, wie immer. Ein Schritt nach vorn, ein Schritt zurück. Und das auf die Musik. Wie immer. Ich kann es nicht. Nicht mehr! Dann